Secondo alcuni potrebbe essere addirittura la resa dei conti definitiva, nel bene o nel male, dell'avventura politica di Luigi Brugnaro, arrivato al 9° anno da sindaco di Venezia. In ogni caso, il Consiglio Comunale in programma venerdì mattina a Mestre, che Antenna 3 trasmetterà in diretta a partire dalle 9:30, si preannuncia non solo infuocato come quello che l'ha preceduto, ma per certi versi storico, visto che mai il Comune di Venezia si era trovato al centro di un'indagine così ampia che coinvolge i vertici dell'amministrazione e delle sue partecipate. Di questo Luigi Brugnaro dovrà parlare davanti all'Assemblea, in una seduta in cui non è solo l'opposizione a chiedere chiarimenti. Noi abbiamo chiesto di chiarire la posizione e cosa intende appunto il sindaco fare per quanto riguardano i vertici delle società partecipate dove ci sono delle persone indagate. Se le opposizioni in Consiglio Comunale chiedono le dimissioni del sindaco, all'interno della maggioranza Fratelli d'Italia appare l'osservato speciale. Rinnovando il sostegno a Brugnaro, il coordinatore veneziano del partito Raffaele Speranzona ha però sottolineato che in tema di giustizia il suo partito non fa sconti a nessuno. Speranzone peraltro tra i possibili candidati sindaco alle prossime elezioni. I temi comunque non sono nuovi. Già nel 2020 il primo consiglio comunale convocato dopo l'ampia vittoria che confermò Brugnaro alla guida della città si era infatti infiammato su eventuali conflitti di interesse del primo cittadino. Con l'impiego di uomini che sono responsabili delle sue aziende e che lei ha portato anche ad avere responsabilità nell'amministrazione della cosa pubblica, lei si attiva in tutti i modi per far fruttare al massimo quell'area. Nel mirino delle opposizioni c'era lo scambio di mail tra il vice capo di gabinetto di Brugnaro ed ex dipendente umana Derek Donadini con i rappresentanti del magnate asiatico di Singapore come possibile acquirente dell'area dei Pili, così come era stato riportato dai quotidiani. Voglio citare e ringraziare pubblicamente Maurice Ceron, il mio capo di gabinetto, Luca Zuin e Derek Donadini, i suoi due vice. Grazie ragazzi di vero cuore. In quell'occasione Brugnaro aveva ricostruito l'intera vicenda Pili assieme all'architetto Danilo Gerotto, direttore dello sviluppo del territorio del comune, ricordando il trust al quale si è affidato per non avere conflitti di interesse. Iniziano l'anno successivo alle elezioni, più o meno nel 2016, almeno da quello che leggiamo, magari ce n'erano anche di precedenti, anche successivamente il Brain Trust, quindi anche successivamente al dicembre 2017, continuano sempre da quanto si legge, con i rappresentanti del sindaco. Se la signora Samba qualcosa, vada in procura della Repubblica immediatamente, basta questa storia giustizialista, con la mascherina se davanti al video da sole a casa, si mette la mascherina, se guarda, ci sta che si accende, si mette a posto.